Buonasera e buon lunedì, benvenuti a Corner. Come sempre siamo qui a commentare quella che è stata la prestazione del Catania. Con me in studio, lo avete già visto, abbiamo aperto con il tavolo e quindi sapete chi sono questa sera, diciamo gli ospiti che non sono ospiti, i chi smazza oggi? Chi smazza? Oggi chi smazza? Oggi chi smazza ce l'abbiamo alla sinistra. Esatto, buonasera a Angelo Micale. Buonasera a voi. E grazie per essere con noi. Grazie ad Alessandro Vagliesindi. Un gran croupier abbiamo. Buonasera. Sì. Grazie ad Angelo Patanè. Ho nascosto le fish e anche i contanti perché so di perdere in partenza. Andiamo da Giulia dall'altra parte dello studio. Ciao Angelo e benvenuti e ben ritrovati amici e amiche sportive. Io come ogni lunedì vi aspetto nei WhatsApp. Vi ricordo il numero per interagire con noi studio è 342 771 2855. C'è spazio allora anche per la vostra opinione, ma intanto salutiamo i cugini che vedo nello studio verde. Sì, ciao. Noi qua stiamo chiamando Zecchinetta invece. Sì, esatto. Ah, bene, quindi stasera il tema un po' più sobrio. Sì. Molto post. Allora, iniziamo stasera come sempre andando a vedere il riassunto della partita, la nostra copertina nel montaggio di Ottavio Longo. E poi scopriremo di che cosa parleremo stasera soprattutto. Tutto questo dopo la copertina. Squadra in campo con i due capitani pronti a scegliere la porzione di campo, la metà del campo dove incominceranno la partita. I rossazzurri vengono da 2 sconfitte nelle prime 2 partite del 2025, 0 punti raccolti. Incomincia adesso la partita. Intanto c'è un'azione offensiva con Bernardotto al tiro e la gran parata da parte di Farroni, un lampo in questa partita. Stoppa per Jimenez a sinistra, ancora per Stoppa, ottima la sua finta, il pallone in mezzo e libera la difesa del Piceno. La palla però resta lì e c'è la grande occasione da parte di Inglese, il colpo di testa e la parata di Summa. Pallone che arriva dentro, sbaglia Anastasio, incredibilmente va a regalare la palla a Maiorino che poi non trova il Bernardotto al centro dell'area. Catania adesso in attacco con Raimo, il suo cross, il pallone in mezzo, il controllo, il gol da parte del Catania con Carpani, la rete del Catania. Come sempre avviene nel calcio, quando si sbaglia poi si subisce il gol. In questo caso è stato favorito il Catania, la rete da parte di Carpani con il cross di Raimo. Carpani che controlla in mezzo all'area, stoppa il pallone, va a mettere dentro la sfera. Ma c'è ancora il Catania davanti con Jimenez che può crossare, il pallone che arriva in mezzo, non ci arriva Summa e poi la conclusione ancora rossazzurra con il pallone, ancora con Carpani, il pallone fuori. Picerno che è riuscito ad arrivare al gol del pareggio e che adesso va avanti nuovamente con il pallone che arriva dentro l'area di rigore e incredibile occasione fallita da parte di Guerra. E ancora una grandissima parata da parte di Farroni e si chiude la partita con il Catania che porta a casa un punto da Picerno, 1-1 il risultato finale con la rete del vantaggio da parte di Carpani per i rossazzurri e il pareggio di Petito invece per quanto riguarda la squadra del Picerno, dopo i 3 cambi che avevano portato a rivoluzionare la linea della tre quarti della squadra lucana.
Allora, la partita l'abbiamo rivista, vorrei subito sentire Angelo Micale, un brevissimo giro e poi parleremo di altro perché stasera c'è tanta roba, soprattutto di calciomercato. Sì. Stiamo valutando. Stiamo Nel senso valutando che la cosa? parola d'ordine a Catania è stiamo valutando. In attesa di valutare un campo di calcio dove allenarsi, in attesa di qualche giocatore che dovrebbe arrivare da un momento all'altro che non arriva, a parte il portiere, ma stiamo valutando. Stiamo parafrasando allora. Ma questa è la parola, il vocabolo più adoperato in questo momento in sede. A parte questo è una partita, intanto sicuramente 60 minuti più brutti che abbia mai visto in vita mia, anche perché venivo dall'esperienza di aver visto una partita stratosferica come Atalanta-Napoli, dove veramente era la magnificazione proprio Del calcio. su tutti i punti di vista. Guardarsi 60 minuti di Picerno-Catania è veramente durissima, però soprattutto i primi 60 minuti. Però dobbiamo pensare che c'è una differenza. No, per carità, c'è con la dovuta differenza chiaramente ci anche di categoria, ci mancherebbe altro. Però chiaramente questa è una squadra in grandissima difficoltà. E la botta di Benevento ancora non è stata assolutamente digerita, è una squadra che è molto fragile in difesa, è rimasto il povero inglese da solo a combattere contro tutto il mondo, con due, chiamiamoli centrocampisti fragilini, molto fragili dal punto di vista fisico, che hanno problemi a sostenere anche onesti predatori di questa categoria. I risultati sono che stiamo valutando e stiamo aspettando. Nel frattempo andiamo da Alessandro Vagliesindi, se mi permetti. Allora, Alessandro. Che bella ironia però quella di Angelo oggi, eh? Oggi una magnificenza assoluta. Ci torniamo, Sì, verremo ci da te fra torniamo. non molto. Ma io credo che ieri al Catania sia mancato l'apporto del miglior stoppa in una partita come questa, dove a un certo punto la sblocchi e sei in controllo. Lo stoppa brillante che abbiamo visto in altre esibizioni, secondo me avrebbe potuto dare il colpo di grazia. E siccome il Catania in questo momento non ha alternative, perché tolti Inglese e Stoppa, il convento al momento non passa nulla, è durissima poi riuscire a portare il risultato in porto, anche perché la tendenza a subire gol con una regolarità disarmante si è confermata anche a Picerno. E tutto sommato alla fine è andata anche bene, perché sull'1-1 Guerra, solo lui sa come ha sbagliato quel rigore in movimento, e l'ultimissima occasione, quella capitata sui piedi di Bernardotto, avrebbe potuto rendere amarissima questa trasferta. Come consuntivo possiamo dire che da una settimana di ritiro o da 4 giorni di ritiro qualcosina in più onestamente me la sarei aspettata, al netto di tutte le problematiche attuali. È andata benissimo, solamente 2 persone con i crampi quasi quando mancavano 10 minuti alla fine, con Toscano che ancora stava valutando anche in questo caso se mettere qualcuno oppure no a sostituire. Nel frattempo è accaduto quello che è accaduto. E tu hai toccato un altro tasto secondo me importante da approfondire, il fatto che questa squadra 90 minuti da un punto di vista atletico non li tiene e lo dicono anche le partite, tutte gare, Avellino, Benevento, ieri, che il Catania ha perso negli ultimi 15-20 minuti per una condizione atletica, a mio ieri avviso. Ha perso punti, non ha perso la partita, ma ha perso punti importanti. Sì, ma ha perso campo, Angelo. Cioè, la partita ci racconta che è arrivato a un minutaggio, questa squadra non ha oggi assolutamente una condizione ideale per arrivare a una vittoria. Ma questo potrebbe anche essere dato dal fatto che non ci sono i giusti rincalzi, sì, e non ci sono le giuste soluzioni, ma gli effettivi a disposizione non tengono 90 minuti. Quindi anche questo secondo me è un focus da approfondire, perché non può essere un caso, troppi episodi li abbiamo visti reiterarsi di partita in partita. Però qualche volta nella vita si può anche cambiare anche sistema di gioco. E probabilmente cambiando anche sistema di gioco, cosa che chiaramente Toscano non farà manco un punto di morte, potrebbe giocare in una maniera diversa, giocando con 2 soli centrali, giocando con un semplicissimo 4-3-3 o 4-4-2 con 4-3-3 in questo momento, perché gli attaccanti sono finiti, quindi non ce n'è più. Però potrebbe anche giocare in maniera diversa, visto che si ritrova la difficoltà di dover adattare Anastasio a Braccetto, come lo vogliamo chiamare.
E invece no. Patanè, e così chiudiamo questo giro di commenti sulla partita. Sono fortemente combattuto se Non mi dire che sei d'accordo con Michele. Sono fortemente combattuto se partire da una cosa di una banalità estrema o da una citazione dotta. Facciamo così. La banalità estrema. La banalità. Ho rivisto Renzo Arbore e rivedendolo ho avuto modo di ripensare a quello che diceva una volta Catalano, per chi ha superato i 30 anni, tutto sommato Anche di più di 30 anni, lo ricorderà. Diceva cose ovvie. Dico che la partita di ieri, avrebbe detto Catalano, che un punto è meglio di 0 e un punto è peggio di 3, perché alla fine questo è quello che ci rimane dal brodino di pollo della partita di ieri. Insomma, Mi è sembrato un brodino vegetale. un brodino vegetale della partita di ieri, quindi un punto è meglio di 0 e sicuramente peggio di 3. L'altro argomento è che un po' rimbalza in maniera diversa l'attacco del nostro direttore Angelo Micale è che invece tutto cambia perché tutto rimanga immutato per com'è, e questo è un po' il compendio di quello che è accaduto in maniera... Permettimi, stasera sono un pochettino velenosetto. Guarda che a Catania cambia tutto. Sono cambiati 2500 giocatori, No, anche non una so quanti sessantina, allenatori, ma qualcosa non cambia però. Cambia tutto perché tutto rimanga per com'è. Quello che mi aspetto e mi sarei aspettato, al netto ovviamente di una presa di coscienza delle condizioni generali sulle quali nessuno intende accanirsi, proprio perché se errare è umano, è una situazione che dobbiamo tutti quanti comprendere e in un certo modo aiutare a che non accada più, perseverare è diabolico. E allora in questo argomento che stiamo valutando, in questa valutazione, una valutazione che arriva tardiva e che comunque non trova uno sbocco immediato. C'era bisogno di Catania Juve Next Gen per arrivare a una conclusione per cui questo campionato è stato in un certo qual senso viziato dal fatto che ci si è accorti che allenarsi al Cibalino è un errore a livello tecnico, un errore a livello tattico, un rischio a livello fisico dei giocatori. E allora mi accorgo, se mi sono accorto effettivamente, io dirigenza, io Pelligra, che questo è un errore, è come praticamente mettere in campo una squadra di calcio e poi metterla con le ballerine da danza classica. O le mazze da hockey sul Esatto, ghiaccio. non possiamo lavorare in questi termini. Mi aspetto, visto e considerato che il progetto Torre del Grifo è un progetto ipotetico e comunque a lunga scadenza, se mi sono reso conto di questa emergenza provvedo immediatamente, non ho bisogno né dei fischi della gente né che qualcuno stimoli una conferenza stampa. Stesso ragionamento dicasi per gli esuberi cronici di questa squadra, che magari si stanno risolvendo, ma anche questi molto tardivamente. È vero che cedere giocatori è complicato, è vero che il mercato di gennaio è complicatissimo, ma anche in questa ipotesi lo stiamo valutando, è un argomento che contrasta con quelle che sono le dichiarazioni di Toscano, che voleva i rinforzi o comunque i nuovi giocatori hic et nunc, cioè adesso, immediatamente. Vabbè, uno è arrivato. Uno è arrivato, meno male. Oggi è arrivato. Uno oggi è arrivato. Adesso scopriremo un po' di cose. Vorrei fare un passaggio velocissimo da Giulia. Ok. Fabio scrive, è indubbio: buonasera, la cessione di Carpani è strana in quanto considerato da Toscano titolare. Questo vuol dire che se arriva un'offerta per Inglese, Stoppo e Menez li cedono? No. Ma non dovevano cedere soli fuori lista? E chi non aveva reso? Questa è una domanda. Inglese, Stoppo e Jimenez non vanno via da Catania. Ok. Quando arrivano due difensori, sempre Forza Catania, Giampiero. Uno è arrivato oggi. Ecco. E ora ne parliamo. Ne parliamo dopo. Il calciomercato chiude a fine mese, acquistati solo 2 portieri, altri nomi per Voglia Cindy. Questa è la domanda Adesso da Marco arriviamo. Scillichini. Adesso snoccioliamo. Sono tutti curiosi. Buonasera, complimenti a tutti nello studio. Nulla è perduto, abbiamo solo bisogno di continuità. 3-4 vittorie consecutive, buona sorte e tanta convinzione di farcela da vera squadra. Rossa-azzurra, sempre Forza Catania da Gioia 66. L'ultimo messaggio per adesso. Buonasera, stasera mi adeguo alla squadra. Messaggio abulico, sprecato, non dico niente, ci hanno ridotto così. Anima rossa-azzurra 63.
Ci fermiamo qui, adesso facciamo una breve sosta e dopo apriremo con il mercato. Anzi, prima del mercato faremo una rapidissima lettura di 2 quotidiani con i cugini e dopo mercato, calciomercato con le ultime notizie. A dopo. Allora, come promesso andiamo dai cugini, 2 prime pagine, 2 titoli a 9 colonne, come si diceva una volta, no? No, stiamo diminuendo sempre di più, visto l'andazzo. Cominciamo col chiacchiere dello sport, che intitola 9 colonne. Il Catania accetta il pari e l'identità del Picerno. Pari prezioso della Torsida Lucana, che rafforza il centro classifica, perché l'obiettivo mi sa che ormai è questo. Sì. Per i rinforzi, attendere, prego. Toscano analizza la gara con i lucani. Il ritiro nella località segreta a Cosenza ci ha Famosissima. fatto bene. Ci siamo potuti finalmente allenare in un campo regolamentare. Oh. Per mantenere la condizione ideale abbiamo fatto un triangolare tra gli 11 rimasti, gli 11 partenti e gli 11 giovanissimi. Perfetto, è stato perfetto. Abbiamo uno speciale inserto del sì. chiacchiere dello sport, è uno speciale mercato, così anticipiamo un attimino le Speciale notizie che mercato. andrete a dare sul mercato in entrata. Lo vediamo subito, Antonio, Sì, scusate, vai, che qua- fai vedere ecco, subito, sì. eccolo qua, niente, vuoto. Sì, si è ispirato alla dirigenza. Sì, esatto, niente, non c'è, per il momento non c'è Tante niente. persone in entrata. Esatto. Passiamo- All'Osservatore Paesano, questo quotidiano religioso invece che intitola Mercato religioso silenzio. Senza soldi non si canta missa e senza competenze non si confessa. Qua c'è l'idoriale, il classico di Padre Tamarindo che dice? Con questa dirigenza ci vuole la divina provvidenza. Esatto. Abbiamo tempo per un altro limite oppure no? Una cosa veloce. Velocissima. Andiamo oltreoceano con Oltreoceano. del Corso Independence, che vede questa classica intervista grella. Sogno troppo contento che quando arrivo a Catania non soffro di jet lag. Esatto, sì, meno male. Gli argomenti che ci piacciono. Esatto, Catania didn't lose against Picerno, see what avreo. Ma vedete che prego. Vedi chi prego. Noi in realtà finiremo qui per ora. Sì. Va bene, allora ci fermiamo qui, adesso apriamo invece la pagina dedicata al calciomercato con Alessandro Vagliasilli che ci annunciava prima della sosta che c'è già un difensore qui a Sì. Catania. Sta a Catania fisicamente, fisicamente, no, però. è già, diciamo, possiamo considerarlo un nuovo acquisto del Catania, ma andrei per gradi. allora, Andiamo sulla prima schermata. La prima schermata qual è? Riepilogativa di chi resta, di chi parte e quella di chi relativa ai dovrebbe fuorilista. partire. Sì, No. di chi si spera parta. Le strategie di No, mercato. non è questa, è non è l'altra. questa. Chi dovrebbe- Abbiamo svelato già. Chi dovrebbe Qualcosina. restare, Torniamo chi dovrebbe all'altra, il partire. punto sul calciomercato. Chi Eccola dovrebbe qua. risolvere? Allora, tra i chi resta, rispetto alla lista della settimana scorsa, abbiamo estratto, messo tra i chi parte, Gega e Carpani. Carpani, possiamo dire ormai, anche se non c'è l'ufficialità, è un nuovo giocatore dell'Ascoli, e Gega è stato, insomma, inserito tra i partenti perché in entrata, in difesa, il Catania ha diverse operazioni in cantiere. Tra i fuorilista rimangono allo stato attuale 4 giocatori, tra questi Chirico è sempre più vicino alla Ternana, è un'operazione che entro i prossimi 3 giorni sarà ufficiale il passaggio di Chirico alla Ternana. E quindi il Catania in questo modo va a liberarsi di... A titolo definitivo? A titolo definitivo va alla Ternana, va a liberarsi di un ingaggio parecchio oneroso e tra l'altro un contratto che ancora era in essere oltre la stagione in corso. Sì, perché erroneamente molti lo davano una scadenza contratto 2026, in realtà No. Chirico è No, scadenza 2026, cioè, giusto. 2026 Questa stagione è la più prossima. la prossima, Esatto, ecco, non esattamente. 2025 ma 2026. Assolutamente sì. Per quanto riguarda sempre questa prima grafica, per Come quanto da fare? riguarda i giocatori in uscita, possiamo aggiornare la situazione relativa ad Andrea. D'Andrea era stato richiesto dall'Arezzo, ma è il Cerignola la squadra insomma, più vicina ad Andrea, sarebbe un ritorno al Cerignola, quindi possiamo dire che D'Andrea quasi certamente tornerà al Cerignola. E comincerà a segnare naturalmente. Ovviamente sì. Lunetta è richiesto dallo stesso Cerignola e dalla Feralpi Salò, mentre per quanto riguarda le altre situazioni, diciamo, che riguardano i giocatori in partenza, su Luperini c'è stato un sondaggio da parte del Cosenza, oltre al Sud Tirol che si era interessato
nella prima settimana di mercato a Luperini, ma questa cosa si è un po' arenata, o al meglio è rallentata, e invece non ha ricevuto richieste Gherardi, ha richieste Celli, che potrebbe andare all'Ascoli insieme a Carpani. Per quanto riguarda invece Montalto, ci sono 2 richieste dalla Serie D e una richiesta in Serie C. Però l'ingaggio non è di poco conto, ha tra l'altro un contratto biennale, quindi è un'operazione su cui queste società interessate sicuramente aspetteranno gli ultimissimi giorni di mercato. Ricordiamo che chiude il 3 il mercato. Il mercato chiude il 3, ma sicuramente su alcune operazioni di quelle che abbiamo citate i club interessati aspetteranno gli ultimi giorni, perché è ovvio che poi il Catania, pur di liberarsi di alcuni contratti, magari potrebbe partecipare all'ingaggio e quindi questi club lo sanno e aspettano gli ultimi istanti prima di affondare il colpo. Per quanto riguarda invece il quadro relativo a arrivi, partenze e obiettivi, possiamo andare alla seconda grafica. Adesso andiamo a scoprire appunto chi è il giocatore di cui parlavamo prima. Il nuovo acquisto tra i difensori del Catania non è più un obiettivo, ma diventerà ufficiale nelle prossime ore. È il difensore centrale del Fabbro, che era in forza all'Arezzo, classe 95, un passato nel Cagliari, nel Cittadella. Col Cagliari ha anche giocato in Serie A, ha fatto 6 presenze in Serie A, ha giocato in B col Cittadella. È un centrale che può ricoprire nella difesa a 3 2 ruoli, può giocare o da marcatore destro o da difensore centrale, quindi diciamo un'alternativa a Di Gennaro, per intenderci. L'altro obiettivo nuovo del Catania è il difensore del Cesena Piraccini, un 2004 che l'anno scorso ha fatto più di 20 presenze nel Cesena, che è salito alla C e alla B con Toscano in panchina. È un giovane interessante, il Catania si è mosso negli ultimi 2 giorni per lui e ci sono buone possibilità che l'affare vada in porto. Sarebbe comunque un prestito, perché il Cesena non se ne priverebbe a titolo definitivo, al momento sarebbe un prestito, quindi per quanto riguarda Piraccini. E invece ha scalato le gerarchie rispetto alla scorsa puntata di Corner Matino, che è un difensore che ha un ricco passato in Serie C, ma che è di proprietà del Napoli, in prestito al Bari quest'anno. Per caratteristiche somiglia a Salvatore Monaco, giocatore di grande stazza, prestante, un marcatore puro. Il Catania, se torniamo ancora sulla grafica, potrebbe in difesa chiudere 3 operazioni. Sarebbero appunto Del Fabbro, Piraccini e uno tra Matino e Masi. Penso che per caratteristiche venga preferito Matino, anche perché Masi può giocare solo da difensore centrale, diciamo da regista difensivo, una sorta di Di Gennaro, mentre Matino è un marcatore. Quindi se arriva Del Fabbro, le valutazioni che vengono fatte da un punto di vista tattico portano a preferire l'ipotesi Matino rispetto a Masi. Quindi previste 3 nuove figure in difesa, e chiaramente bisogna anche considerare a questo punto la posizione dei difensori attualmente in organico. Abbiamo detto in partenza Gherardi, abbiamo detto in partenza Gega. A questo punto potrebbe anche valutarsi il sacrificio di Castellini, su cui c'è una richiesta della Cremonese che lo vorrebbe a titolo definitivo, quindi sarebbe una cessione eventualmente a titolo oneroso, non un prestito. E chiaramente se la Cremonese valutasse adeguatamente Castellini, il Catania potrebbe anche avere l'intenzione di cederlo in Serie B alla Cremonese. Questo per quanto riguarda... Tradotto, sì. il Catania a un certo punto di questo campionato deve far cassa, e quindi Castellini, che era incedibile fino a qualche giorno addietro, perché questo poi è il racconto, che stride con quello che è il progetto iniziale. Se io ho un giocatore che ho portato con me dal campionato nazionale dilettanti, l'ho portato in C1, è stato tra i migliori giocatori su quel ruolo e ho intenzione di vincere prima o poi il campionato, dico prima o poi, se c'è un profilo di cui non mi posso privare è Castellini.
Dico, è il mio... Ma l'attuale Castellini non è il Castellini dell'anno scorso. Scusami Alessandro. Dobbiamo anche valutare Alessandro, questo, cioè nel e senso allora che la Cremonese se sono la- scemi? No, stanno- nel senso una che squadra come la Cremonese è proprio stupida. sta la prendendo- parabola può diventare discendente e abbassare Alessandro, ulteriormente il prezzo del cartellino di Castellini. non mi Queste convince. Allora, no, stiamo ragionando su tutto. Cioè, la questione di mercato mi convince perché sei la persona più informata e ti ascolto sempre molto volentieri. ma cioè, non è che a me fa piacere se Castellini va via, ti sto spiegando quale può essere la dinamica. Io ti sto spiegando quale può essere la controdinamica. Certo. È una società che ha bisogno di far cassa e a questo punto rinuncia o rinuncerebbe, se questo fosse vero ovviamente, se questo dovesse verificarsi, a quel giocatore sul quale ha fondato la proiezione migliore anche a livello di aspettative, non solo di rendimento interno. Perché il migliore Castellini che abbiamo visto l'anno scorso non è più il migliore Castellini di quest'anno, ma ricordiamoci che quest'anno di migliori non c'è più nessuno, perché non comprendo come abbiamo applaudito le prime 6 giornate Gherardi e abbiamo detto che era una certezza, una linea difensiva, un giocatore che si è sgonfiato e è stato radicalizzato all'interno del mercato, cioè messo nella mischia e non più utilizzato. Questo rimane un altro punto di domanda significativo e importante che riguarda un po' la gestione anche di quei giocatori che l'anno scorso sono andati via e oggi vediamo primeggiare sugli altri campionati, sugli altri gironi di Serie C, nel girone A e nel girone B, 3 primi in classifica. Mi chiedo. Ti chiedi e basta perché facciamo pubblicità dopo. No, dobbiamo completare il quadro degli dobbiamo fare obiettivi. pubblicità e poi riprendiamo il quadro. C'è una gestione scriteriata anche delle risorse dei giocatori e soprattutto, ma ci servono veramente 3 difensori e ho visto ancora la casella degli attaccanti così risicata ad un solo obiettivo. Ma se mi permetti, ma io non faccio il dirigente, quindi figurati, non mi impegno neanche mentalmente. Padanè, La domanda rimane facile. Io ho 3 difensori tra gli esclusi, un bel paio di difensori che le prime giornate di campionato ci hanno fatto strappare le mani agli applausi. Qualcuno ritornerà dopo gli infortuni. Concentro le mie attenzioni nel comparto che oggi sta prendendo un sacco di gol, non si capisce perché, però mi devo privare di altri 2 attaccanti che sono Montalto ed Andrea, perché si sono imbrocchiti come si erano imbrocchiti quelli della scorsa stagione e non penso... Montalto non si è imbrocchito. No, dico allora, state tranquilli, restate lì, facciamo una pausa pubblicitaria e riprenderemo dai messaggi e poi torneremo sulla grafica per cercare... Non ti convinci, vero? No. Meno male, Michele è dura, molto dura. Pubblicità. Torniamo di nuovo insieme, ripartiamo dalla nostra Giulia. Adesso arriviamo al mercato. Vado. Buonasera, ma com'è possibile che da noi la nostra società non ha soldi per il mercato e dai cugini dell'altra parte della Sicilia investono soldi davvero? Possibile che un polo industriale come Catania non attiri investitori seri? Si chiedono. No, ne hanno spesi tanti prima e loro stessi dicono male, quindi non è vero. Oggi non ne hanno perché... Non possiamo, dobbiamo semplicemente fare delle... Non fare domande, fare domande. Va bene, ok. Messaggi senza domande perché dobbiamo proseguire. Le domande comunque sono molte. 2 notti che non riuscivo a dormire per insonnia. Ieri, finalmente, m'addormisci. Grazie Catania. Grande Michele, hai davvero sintetizzato la situazione. Un campionato davvero scarsissimo ed un Catania pietoso. Dopo 6 mesi non riusciamo ancora a fare gioco. L'unica cosa che facciamo è spazzare la palla. Situazione a dir poco imbarazzante. Ciao a tutti da Fabio da Mascali. Buonasera, onestamente credo che il problema sia sempre quello, l'assenza di peso offensivo e un centrocampo impresentabile. Urge immediato intervento della società. Un abbraccio incredibile a tutta la redazione da Raff. E ancora scrivono: una volta il Catania si allenava a Massa Annunziata, oggi quel campo non è più buono, si lo chiede Antonio. No, è valutato tra i possibili campi su cui il valutazione, il sì. problema sta là. Pedara e Massa Annunziata, si è parlato di Pedara e Massa Annunziata. Un ultimo messaggio. Dobbiamo aspettare il mi permetto di segnalare che proprio
sta per essere consegnato, questione di giorni, il nuovo D'Urso Somma a Mascalucia, campo rifatto completamente, nuovi spogliatoi, il manto erboso sintetico chiaramente, che per dire, per allenarsi rispetto al Cibalino, insomma è come andare a giocare a Madrid piuttosto che andare a giocare, non lo so, a Dortmund. Sentiamo l'ultima. Ok, vi lascio con questa riflessione. Sentire parlare così il direttore Micale, di solito sempre ottimista, mi preoccupa e non poco. Vuol dire che c'è poca speranza. Puntini, puntini, puntini. Basta, fermiamoci qui con i messaggi. Alessandro, torniamo di nuovo al mercato. seconda- Ci siamo fermati alle domande. A Castellini è successo Ci l'inferno. hanno ubriacato. Allora, Ok, torniamo alla seconda grafica perché stavamo esaminando gli obiettivi di mercato. Però prima Angelo aveva detto una cosa fantastica durante la pubblicità. Patanè però. Oh, no, l'ha detta Micale. È la detta Micale. Ci torniamo. Parlando poi. del quadro, tra l'altro, dei partenti Sì. e di chi va. Cosa ha detto? Ha detto una cosa che è la somma di tutte, ma siamo convinti che Castellini stia giocando nel suo miglior ruolo, cioè in quello che ha sempre saputo E se in fare questo meglio. momento non c'è un giocatore che deve È lo- ricoprire quel è lo ruolo, stesso magari ci va Castellini. Dicasi, per Carpani, siamo certi che anche lui Abbia giocato. finora, o probabilmente poi i cali di rendimento dipendono anche da questo. Tradotto bene, direttore? No, come al solito. Sì, però voglio dire, a proposito di Castellini, e poi diciamo stiamo In un po' silenzio. silenziosi perché dobbiamo sentire Alessandro, che nel caso di Castellini il tutto è dovuto anche al fatto del famoso modulo di gioco. Il modulo di gioco, gli esterni per Toscano devono fare un ruolo che è diverso rispetto all'esterno come veniva immaginato Castellini o come giocava comunque Castellini l'anno scorso. Questo è un esterno a tutta fascia, è un modo di giocare completamente diverso. Ma siccome non si può cambiare il modulo di gioco, quindi probabilmente Castellini in questo caso può fare solo il centrale. Allora, vediamo Ok. un po'. Torniamo di Andiamo nuovo. Ma ne ha diritto Valgesini? Sì, Patanè sta 5 minuti in silenzio perché poi ci dobbiamo fermare. ma io ho ripreso. 5 minuti. Io l'ho fatto per lui. Solo via. 5 minuti, va bene. Ma peraltro le considerazioni per la gran parte le avevamo già fatte. Se torniamo al quadro degli obiettivi, ci restava da esaminare il centrocampo. Garetto è un affare che sfuma perché il Rimini non lo vuole cedere a gennaio, semmai a giugno. Quindi il Catania è entrato nella corsa per Giulio Frisenna, che ha già vestito la maglia del Catania e poi in Serie D è stato dato a Licata, da lì al Messina, ha fatto delle ottime stagioni col Messina. Piace per la sua duttilità, è un giocatore che sa fare bene tante cose, magari non eccelle in qualcosa in particolare, però è un giocatore dal sicuro rendimento. E poi è un classe 2002. È un classe 2002, però su Frisenna ha messo gli occhi la Juventus Next Gen e il Frosinone, però il Catania è in corsa per Frisenna. In attacco la Carrarese non intende risolvere il prestito di Spendi con l'Empoli, che era un obiettivo del Catania, perché c'è un premio di valorizzazione che interessa la Carrarese. Tra l'altro Spendi nelle ultime partite ha avuto più spazio e il Catania dalla Carrarese potrebbe prendere invece Finotto, un classe 92 che quest'anno ha fatto 22 presenze e 3 gol in Serie B ed è stato tra i protagonisti della Carrarese che l'anno scorso è salita dalla Serie C alla Serie B. È un giocatore che può fare sia la prima che la seconda punta, di buona struttura, esperienza. Il Catania ha già ottenuto il consenso da parte del giocatore, si attende l'ok della Carrarese che sta cercando il sostituto di Finotto perché ha già ceduto recentemente all'Arezzo un altro attaccante, Capello, quindi da un punto di vista proprio numerico dell'organico la società toscana vuole acquistare un altro attaccante per dare il via libera per il passaggio al Catania di Finotto. Questi sono gli obiettivi per ruolo del Catania. È chiaro che, dicevamo anche prima, in funzione di quelle che possono essere le partenze che il Catania ha così programmato di poter fare, magari altre ipotesi sui vari settori del campo, tolta la difesa che ormai lavora su quel pacchetto di obiettivi, sia per il centrocampo, soprattutto per l'attacco,
si potrebbe ovviamente integrare la batteria degli attaccanti a disposizione di Toscano, anche perché l'idea appunto è quella di dare via sia D'Andrea che Montalto, quindi anche numericamente se ne partono 2 ne devono arrivare 2 in sostituzione. Per quanto mi riguarda 2 minuti, perché c'è un tassativo alle 21:30 ci dai. Anche meno. Per me la classifica si guarda al contrario. Il primo, al contrario in che senso? Se guardiamo la classifica in questo momento abbiamo la clessidra, la guardiamo un attimo al contrario, perché noi abbiamo messo al vertice la parte alta tutta la batteria dei difensori, in mezzo un centrocampista. Ma c'era una clessidra nella nostra grafica? È una specie di clessidra, io la immagino così, la giro al contrario. Hai molta fantasia, devo dire. Dico sì, assolutamente, questa non mi manca. Ma sono degli aerei, non è una clessidra. Degli obiettivi. Ci sono quelli che arrivano e quelli che partono. C'è questo pancione iniziale tra gli obiettivi con tutto questo bel nome di difensori, con tanti che ne abbiamo, tra l'altro in campo, molti dati partenti, molti tra quelli che il Catania ancora non ha ceduto e che in una ipotesi potrebbero comunque poter tornare utili, già che li paghi e ti rimangono, mentre non abbiamo attaccanti. E pensare che la priorità sia la difesa in una squadra che è vero negli ultimi 10 giornate ha preso quasi sempre sistematicamente gol. Negli ultimi 10 9 volte ha subito gol, solo col Sorrento rete inviolata. Ma è anche vero che noi dobbiamo ragionare anche allora sul pensiero di questa squadra. Le prime 8 giornate di questo torneo, di questo campionato, aveva la difesa meno battuta. Ma può darsi che la difesa, per esempio, abbia problemi perché non è coperta da un centrocampo come si deve? Allora, non è probabile che questo centrocampo a 2 non è in grado di sostenere questa difesa? Allora, caro direttore, proprio, allora la pensi come me, ma questa è una cosa che mi turba. Cioè, non è possibile, però aggiungo io che questa squadra, quando si è fermato Di Dacchi a centrocampo, ha accusato problemi, quando si è fermato Di Gennaro in difesa ha ulteriormente acuito questi problemi. Ma sono 2 giocatori che rimangono in rosa tra quelli che noi troviamo a sinistra, e allora la priorità di oggi... Di Tacchio ancora non è nelle condizioni, Di Gennaro è fuori. Ma la priorità di oggi io non la vedo così esasperata nella ricerca di una serie di difensori strutturati. Io reputo che la priorità sia l'attacco di questa squadra, perché realizziamo troppi pochi gol rispetto alle azioni che facciamo. E ne subiamo un po' troppi in realtà. Ultimamente sì. Adesso devo andare prima da con Giulia. Un gol vincevi la partita. Oggi non più. Tassativamente ci dobbiamo. Ragazzi, niente della difesa. Vorrei capire che gli è successo ieri. Ci dobbiamo fermare. Basta. Andiamo da Giulia. Noi ci fermiamo il tempo di un buon caffè e torniamo subito da voi. A tra poco e ovviamente restate con noi. Rieccoci di nuovo in studio e adesso torniamo di nuovo dai cugini. Andiamo dai cugini. Sì, noi ci siamo, noi siamo presenti, noi siamo seduti e ci siamo. Gli altri sono seduti? No. Allora, cominciamo, non perdiamo tempo. Cominciamo, esatto. No, cominciamo subito col resto del librino che intitola 3-4 colonne. Virenno facendo pareggiando a Picenna. Il Catania, i cui piani futuri societari sono scuri e vaghi, anche chi li ha in testa, pareggia al Camp Nou di Picerno. Mitico Camp Nou. Ok. Grella.exe ha smesso di funzionare. Il vicepresidente, nonché direttore sportivo, nonché amministratore delegato, nonché direttore generale è entrato in buffering alla domanda sugli acquisti di mercato. Sì, c'è la notella che gira. Sì. In edicola, con il resto del librino invece abbiamo il regalo, una trombetta da stadio, utile sia per svegliarsi dai primi tempi soporiferi, sia per svegliare chi torna da un viaggio e soffre di jet lag. Soprattutto quest'ultimo. Chiudiamo con l'orgoglioso direttore Pittera. Come può tagliare una conferenza stampa del genere? Ce lo chiediamo. E a proposito conferenza stampa, sono usciti dei nuovi giornali proprio postumi alla conferenza. Penso una tanto. Forse una tanto. Il primo dei quali si chiama Uitu Rosso Verde, il giardinaggio fatto coi piedi. Che fa questa intervista, scoop al giardiniere del Cibali e del Cibalino. Mucullana mia, vuoi vedere che gira, vuoi te furia ora coppetta, ne? Può essere, perché no? Chi lo sa. Adesso il giardiniere è in ansia perché teme di essere licenziato come le mitologiche figure dei contabili ai tempi della fideiussione. Qua ne vediamo uno, quasi centauro. Sì, che bel contabile. Un altro giornale. Sempre uscito
per la conferenza E penso stampa. sempre una tantum. Sì, sembra una tantum. È Amala do Sonno, questa rivista che parla scientifica, che parla del sonno, che intitola del mondo onirico in generale. Che intitola Jet Lag, la moderna piaga che affligge il mondo del calcio. Sì. Alla scoperta del segreto grazie al quale il presidente del Catania FC riesce a non soffrire di jet lag nonostante i voli oceanici. Chiudiamo con una domanda: può un tifoso soffrire di jet lag anche se non si è mosso da casa solo guardando una partita del Catania? Si può fare. Abbiamo una domanda, Marco, sempre per qualcuno dello studio se c'è, perché il direttore Micale ci dovrebbe essere. ci dovrebbe essere. Ce l'ho lasciato qui per tutto il tempo. Sì. No, siamo qui ragazzi, dai, una domanda. Allora, abbiamo una domanda che è una domanda del direttore Micale, un'osservazione. Comunque, dice Alfredo Licciardello, comunque stanno valutando di valutare eventuali valutazioni per poi eventualmente valutare le valutazioni affinché si possano essere certi che le valutazioni siano valutate dai tifosi con una valutazione positiva. Come valuta questo commento? Lasciamo poi la valutazione. Vabbè dai, ragazzi, torniamo di nuovo in studio, parliamo un po' di calcio. Abbiamo parlato di calciomercato, ora calcio giocato. L'abbiamo litigato nell'altra stanza. Per questo siete andati via. Vabbè. Sì. Adesso vi siete ricomposti, siete a posto? Ricomposti. Non vi siete tirati i capelli, non c'è riuscito. Impresa Impresa impossibile. Allora, facciamo un po' di Moviola, qualche episodio da Moviola, perché c'è qualche cosa da rivedere. Soprattutto sul gol del Picerno. Allora, da che cosa partiamo, Alessandro? Andiamo proprio sulla Moviola numero 3. Ok, numero 3, andiamolo a vedere. Adesso vediamo che è l'errore fatto da Anastasio. Sì, ok, Moviola di numero Anastasio. 3. Siamo al 63esimo, vedete questo retropassaggio sciagurato di Anastasio. Fortunatamente Maiorino, anziché tirare, pensa a fare l'assist per Bernardotto e viene fuori questa cosa che insomma è un ibrido tra il tiro e il cross. Ora, tu puoi fare anche tutti i migliori sistemi di gioco del mondo, ma se però poi sull'errore un individuale è chiaro fa una cosa di questo genere, è chiaro che tutto il lavoro dell'allenatore se ne va in fumo. Comunque. Andiamo alla... Alessandro, sì. la domanda di prima, quella per la quale poi abbiamo litigato dopo, persiste. Anastasio, delle prime 6-7 giornate di questo campionato, giocava là. No, sfido chiunque a dire che non abbiamo... Ha ragione Micale, non giocava lì. Non giocava là, faceva l'esterno. Alto. E allora? Alto. E allora? Esterno alto. Alto, ma A centrocampo e accompagnava l'azione. esterno a tutta... È una questione di difesa? È una questione di giocatori? O è una questione invece di giocatori che hanno un ruolo e che stanno cedendo rispetto alle aspettative e soprattutto rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio di questo campionato per ragioni squisitamente tecniche? E allora è così necessaria questa... Io penso, Angelo, che abbiamo visto una prima parte del girone d'andata dove, tra virgolette, andava tutto bene. Ma poi nei momenti, nei momenti in cui il Catania è andato in difficoltà si è potuto fare delle constatazioni, secondo me, sulla personalità di alcuni di questi giocatori, perché nei momenti di difficoltà secondo me si misura lo spessore soprattutto temperamentale di alcuni giocatori. Molti di questi giocatori nelle situazioni di difficoltà secondo me non hanno dato quello che ci si poteva immaginare rispetto all'avvio della stagione. Questa è una mia chiave di lettura. Io però so soltanto un dato numerico e statistico: da 4-5 partite almeno è chiaro che c'è una formazione titolare ed è altrettanto chiaro che chi sta in panchina sa di essere in quell'elenco con l'aereo che è l'elenco dei partenti. Cosa puoi chiedere ad un giocatore in quanto a personalità che deve dimostrarti sul campo se già sa da 3 mesi, da 2 mesi di essere comunque tra i destinatari di un foglio di via se dovessero arrivare delle offerte compatibili quantomeno con quello che si chiama sbolognamento, cioè toglimi il giocatore, non te lo vendo, tu mi paghi il contratto, rescindiamo il contratto, l'importante è che vai via. Ora, a quale personalità attingi da dirigente, da tecnico, da allenatore rispetto ad un giocatore che sa che per un motivo o per un altro, per responsabilità a volte sue,
dico in Sì, termini però generali. stiamo parlando dell'ultima parte Novembre. di questa stagione. Io Novembre. parlo della fase centrale del girone d'andata in cui il Alessandro, Catania è da ha novembre. cominciato a perdere colpi, quindi non è la situazione di cui stai parlando tu, dove molti giocatori lo sanno, ma lo sanno da un mese. Lo sanno da novembre, Alessandro. novembre no. I mal di pancia sono arrivati a novembre. Secondo me le valutazioni poi sono state definitive in base a tutta una serie di prestazioni negative. Faccio esempio d'Andrea, dove lo hanno aspettato, un giocatore che non ha dato nulla, quindi a quel punto mi sembra anche nocivo per tutti tenerlo ancora a Catania. Faccio un esempio, dico, ma ne potrei fare altri. L'esempio è... Danè, un tifoso scrive, io Loki ma pigliai. Nel basta. senso, mal di testa sì. è arrivato. Un'altra considerazione la possiamo Poi fare. magari vediamo qualche altro episodio della Moviola. È assolutamente fuori dal mondo che il mercato duri un mese, cioè, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma non è soltanto in Italia, Alessandro, il mercato è aperto per Ma non tutti. è un problema, una perché follia. tanto il Catania sta valutando e quindi arriverà gli ultimi giorni prima di indipendentemente da questo, dico, è una follia che per un mese tu Si devi tengono le fare liste aperte. No, è una cosa folle. E Vabbè, quando certo, dovrebbe perché durare? tieni i giocatori in condizioni... Il mercato deve durare massimo 2 settimane, punto. Cioè non ci sono... Ma quello di riparazione. Ma anche quello estivo, Angelo. L'estimo mi pare difficile fare le squadre in 2 settimane. Dopo mi zittisco. No, Però Danè, parliamo Danè, di- non ci parliamo- crediamo, vabbè, non ci crede nessuno. Abbiamo parlato di mercato, Dobbiamo di vedere giocatori, qualche altro episodio del ma mondiale. l'unica cosa Che? per la quale oggi io mi aspetto che arrivi un comunicato ufficiale alla dirigenza è che hanno individuato un campo d'allenamento, perché questo, indipendentemente da chi arriverà, chi partirà, chi resterà, chi sarà di questa squadra nel futuro, non si può prescindere che una squadra professionistica di calcio non abbia un campo di allenamento. Cioè, chi in maniera amatoriale va in palestra a Catania, ci sono almeno 5-6 centri all'avanguardia, e l'unica squadra professionistica di calcio che abbiamo a Catania non ha un campo, dovrebbe averne 2, uno in erba e l'altro sintetico, perché molte partite si giocano sul sintetico e devi lavorare quantomeno sui 2 fronti per preparare i 2 tipi di partita, ma non ne abbia neanche uno e ancora oggi si alleni al Cibalino, è veramente Allora, scandaloso. capiamo che serve un No. campo, un centro Prima, sportivo dove ci si possa... Un campo dove ci si può allenare. Un campo. Andiamo Alessandro, alla Moviola 4. un altro episodio che è il gol del Catania. Sì, un minuto dopo quell'occasione Esattamente. capitata a Maiorino, il Catania sblocca il risultato. Andiamo a vedere l'azione che parte con un recupero palla di Lunetta, poi Raimo, c'è questo velo e Carpani che di destro batte Summa, approfittando comunque di un cattivo posizionamento della difesa del Picerno. Minuto 65esimo, e questo è il gol di Gianluca Carpani, l'ultimo con la maglia del Catania, perché È destinato. meno di 24 ore dopo, insomma, si è andato a concretizzare il trasferimento all'Asco. Attenzione a questo passaggio, perché questo è chiaro, comunque non sto scoprendo sicuramente l'acqua calda, ma secondo me la vendita di Carpani sta a significare anche il fatto che Fagiano in questo momento non sta lavorando per il Catania, perché Carpani era uno dei giocatori favoriti, preferiti da parte di Fagiano. Ricordo un'esultanza su un gol di Carpani che andò subito in panchina da Fagiano, e questo fatto che Carpani viene comunque messo fuori addirittura il giorno in cui dopo segna dà la sensazione di come sia cambiato un equilibrio in questa società. Ok, ci può stare assolutamente. Dico, non scoprivo l'acqua calda. Andiamo alla Moviola numero 5, il possibile raddoppio del Catania che arriva al 71esimo. C'è questa azione confusa, poi arriva il cross da sinistra, esce male Summa, arriva Carpani di destro e non inquadra lo specchio della porta. Qui si poteva chiudere la partita. Sì, assolutamente. Questo Guglielmotti Ci è andato molto vicino. molto vicino. Allora, poi 72esimo. Andiamo invece al gol del Picerno per capire bene cosa è successo Di all'interno dell'area tutto di e di rigore. più. Perché in tanti rivendicano un presunto fallo ai danni di Carpani da parte di un attaccante. Eccolo qua, vedete questo blocco su Carpani che impedisce a Carpani di poter andare intanto a l'arbitro è chiudere libero, su Petito.
magari ci concentriamo più che sul tiro di Petito su quel contrasto in aria tra l'attaccante del Picerno e Carpani. Guardate, si strattonano, poi c'è questo abbraccio da parte del giocatore del Picerno su Carpani, il signor Leone mi pare si chiamasse, di Barletta, è proprio lì sulla traiettoria, ma convalida il gol. Non so cosa ne pensate. Per me è un fallo che si sviluppa centinaia di volte in area, non è un fallo netto e diretto nei confronti del giocatore del Catania, entrambi si ostacolano all'inizio, poi Carpani capisce che la posizione di tiro è troppo facilitata, si butta a terra. Leone, che è stato un arbitro contestatissimo, tra l'altro Trapani Benevento, Antonini ha dette di ogni alla fine di quella partita. Ieri mi è apparso un arbitro comunque che ha diretto in maniera tranquilla, serena, senza sbavature. Una partita che tra l'altro nel primo tempo per un'ora non ha praticamente regalato nessuna emozione. Possiamo dire che su 10 volte 7 volte non viene fischiato questo anche fallo 8, e 3 volte sì. Sì, ma a prescindere dal fallo, Carpani sul Pepito non ci arriva mai. Sì. Cioè non ci può arrivare neanche... Ma gli può chiudere magari un po' di traiettoria del tiro. Il problema è che Pepito, tra l'altro, non è che abbia tirato... Ha fatto una scarpata, ha fatto una cosa non meglio identificata dal punto di vista tecnico, che però in quel caso significa fare un gol, anche perché voglio dire, è stato lasciato completamente da solo. Guardate, guardate, lui ha la possibilità, poi la possibilità, lui... Diciamo, quel pallone non è proprio pulito. Ma quale pulito? Là di pulito non c'è niente. Rimbalza a terra e poi finisce. Guarda un po'. Quando palla deve entrare, così. Che poi c'è da capire se dal calcio d'angolo il pallone viene toccato da Farroni o va sulla traversa. Io ho la sensazione che abbia preso la traversa piuttosto che l'intervento di Farroni. Può darsi anche, ma purtroppo il problema è che poi alla fine è arrivato il gol. Immagina, non è, vediamo un attimo. Traversa. Sì. Allora, andiamo all'episodio successivo, l'errore di Guglielmotti, mi pare fosse 89esimo minuto. Sì, siamo quasi alla fine. Avremmo raccontato un'altra partita. Lunetta Guglielmotti e vedete la conclusione che purtroppo non inquadra lo specchio e si perde sul fondo sopra la traversa, ci arriva di destro ma la mira è da rivedere. 2 minuti dopo, in pieno recupero, possiamo andare con l'ultimo episodio della Moviola. L'ultima occasione della partita capita al Picerno, azione che nasce da un calcio d'angolo del Catania e poi Bernardotto supera Castellini e impegna severamente Farroni che salva il pareggio. Castellini era praticamente defunto in quel caso, cioè nel senso che non stava più all'impiedi. Sì. Però è stato... Farroni è molto bravo a... è anche un po' fortunato, dobbiamo dire. È stato bravo anche fortunato. Bravo e fortunato. Ci dobbiamo fermare assolutamente. Fermiamo. Breve sosta, poi ricominciamo con i commenti da casa, andremo anche a sentire i cugini. Le pagelle. E poi vedremo le pagelle e svilupperemo altri discorsi. Va bene? Stai tranquillo. Sto zitto. Tra pochissimo torniamo. Di nuovo insieme a Corner con Giulia i messaggi da casa. Vado. Concordo con Patanè. In avanti ci vuole qualcosa in più. E a centrocampo con la partenza di Verne e Carpani non servirebbero almeno 2 centrocampisti? Ci scrive Vincent. E ancora. Gli altri tengono i migliori e si rafforzano. Noi vendiamo chi fino a 3 mesi fa era un pilastro. Per il futuro e compriamo punti interrogativi, dubbi, tristezze e tante domande, scrive Andrea. Castellini non è più quello di prima, ma a Catania in questo momento non funziona nessuno. Buonasera Francesco. E ancora, buonasera, secondo me non bisogna comprare nessuno, tanto non cambia nulla, sempre Forza Catania, Pasquale 58. E invece questo commento è molto carino da Ren64, lasciate lavorare la società, non criticatela a priori, adesso arriverà Del Fabbro, che è bravo a battere il ferro finché è caldo. Buonasera a tutti, date le circostanze, che ne pensate di Monaco di nuovo in lista? Tanto le scelte tecniche non sono state le migliori e non c'è vergogna a correggersi, da Cosimo e Fulvio. Scrivono. È stato un argomento trattato durante la nostra assenza con Alessandro. Questo di... Vabbè,
Non abbiamo questo tempo per fare le riflessioni su cosa avete discusso tu e Alessandro, fuori diretta. Questo era un argomento. Gli ultimi 2 messaggi. Confermo. Gli ultimi 2 messaggi. Altro che playoff. Io in base anche al mercato di riparazione credo che scivoliamo ai playout e retrocediamo. Beh, non c'è tanto, c'è un po' di troppo pessimismo, direi cosmico. Troppo. L'ultimo? Fegato spappolato e pazienza finita. Mario Tribuna B. Bene, allora, veloce passaggio dai cugini. Ma veloce significa 2 minuti da questo momento, ragazzi. 2 minuti, 2 minuti. Minuti facciamo 70 patate nere. Vai. Top 10. Ce la facciamo. Vai. Partiamo dalla pagina Tutto Decimo Calcio posto. Catania, stampa locale, Vagliasindi, Catania con poco peso specifico, commenta Roberto Vasta. I Marduni in dei sacchetti, altro che peso specifico, non corrono. Può essere. Sempre Tutto Calcio Catania, giudice sportivo Catania UNEXT ammenda ben 100 euro al club rossazzurro. 100 euro. Riccardo Mironi dice Cillano per vizio, una specie di riflesso condizionato, almeno 100 euro li non affari nesce. Sì. Francesco Mono che invece è divieto di sosta? Non lo sappiamo, possiamo. All'8° posto sulla pagina Catania FC, sulla diretta della sala stampa di Grella, ci sa, questo è il primo di una lunga serie. Sì. E inizia proprio colui che ne ha date tante, che è Alfonso Greceffa, scrive: per vedere la conferenza di Grella ci vuole una settimana di ferie. Può essere, visto la durata della conferenza. Al 7° posto dalla pagina Tutto Calcio Catania si parla del mercato, stampa pescarese commenta Catania e Trapani di 9 su Merola. Ancora. E Fabrizio Cirilli ci commenta Forza Schifani, serve liquidità per un altro grosso colpo di mercato, vedi che devi fare, questo è un po' di politica. Questa è la satira politica, Al 6° posto la pagina catanista redazione, da mercoledì squadre in ritiro in Calabria. Località sconosciuta. Sì. Vito Militello ci dice potevano salire un po' più Surni Pazzi Pio. San Giovanni Rotondo è lì. Sarebbe Forse è stato un po' meglio, sì. Al 5° posto di nuovo sulla pagina Catania FC, di nuovo sulla conferenza stampa di Grella, con quel sorriso e di sornione, nuovo Alfonso Greceffa ovviamente commenta 1000 online a Monopoli manco fa uno stadio. Questo è vero. Al 4° posto di nuovo dalla pagina Catania FC e di nuovo dalla diretta e di nuovo con quel sorriso sornione e di nuovo Alfonso Greceffa. Solo di acqua ha spenuto 1 miliardo. E poi commenta Giovanni Pallone, ma se tutti i bottigli di acqua mettono a bilancio poi non lo so. Anche questo potrebbe essere. Per cambiare, al 3° posto Catania FC, sala stampa, conferenza stampa di Grella, sorriso sornione E sempre Alfonso Greceffa, Cice Caniglia e Grella su Como Salvini e i Ducchi. Può essere, c'è questo clima un po' così. Al 2° posto sulla pagina Unica Sport Luca Verni e Filippo D'Andrea non sono partiti con la squadra per il ritiro. Sì. Tino Sgarano scrive: e intanto arrivano Falchetti e Mengoni più la metà di Pippo Baudo dalla Longobarda. Questa è una trattativa. Mario Finocchiaro dice: Tino Singolo, sì, e noi cediamo la metà di Chiricò e 3/4 Zanellato più tutto Patanè e 2/3 dei cugini a Canale 5. Io non ci vado a Canale 5, ci andate voi. Ci andate voi. Primo posto, indovinate così. Primo posto, sempre dalla pagina Catania FC e sempre dalla mitica conferenza stampa di Grella, Alfonso Greceffa, Che non poteva chiudere lui in bellezza. non potevano chiudere. Mattatore della fa un conferenza. breve riassunto. Un Riassunto finale della conferenza. Vai. Jet lag, aiusite, piglio picca e imbippe pammi. Quindi Questo è stato, diciamo, L'anno non si non si sa sa quale anno, questo anche è perché le stato palle il sono succo vicine. della conferenza stampa. questo è il succo. Il succo. Grazie ragazzi. Allora, Patanè. No, taccio. Ah, benissimo. Mi lascio. Torniamo allora a che cosa? Le pagelle? Facciamo le pagelle. Facciamo le pagelle con Giulia. Vediamo le pagelle e iniziamo sempre dal nostro migliore. Vediamo chi è stato il migliore per la partita che si è disputata ieri. Ed è proprio lui, vediamo se... Ok, lui, Alessandro Farroni con voto 7. Primo punto portato alla causa, con interventi salva risultato distribuiti nei momenti chiave della gara. Inizia con una respinta garelliana su Bernardotto. Prosegue con un volo sotto la traversa per dire di no a Volpicelli. Conclude con la replica del primo salvataggio, dicendo nuovamente di no a Bernardotto sui titoli di coda. Adesso lasciarlo fuori è dura. Adesso invece vediamo le pagelle complessive per quanto riguarda il campetto e iniziamo proprio dall'allenatore toscano con voto 6. 7 per Farroni, Castellini 5,5, 6 Quaini, 5 Anastasio. Voto 6 per Raimo, De Rose, Jimenez e Lunetta 6,5. 5,5 per Stoppa, 6,5 Carpani e 6 per Inglese.
A proposito della considerazione su Farroni, adesso è dura lasciarlo fuori, cosa ne pensi? Assolutamente, era un altro degli argomenti che abbiamo trattato. Farroni sicuramente è stato il miglior acquisto iniziale di questa Nouvelle Vogue del Catania. In un'emergenza oggi Farroni ha portato, secondo me, non solo il punto di ieri, ma è stato l'unico a tenere a galla il Catania anche domenica scorsa contro la Juve Next Gen. Se non abbiamo preso un'imbarcata di gol è stato per aver avuto Farroni, che comunque fino a un certo momento della partita ci ha tenuti a galla. Mi auguro che anche in questo caso il giocatore abbia un rendimento costante all'inizio e non precipiti verso il momento poi caldo del torneo del campionato, perché poi questa è purtroppo la regola di questa squadra. Avere dei buoni approcci, quindi arrivano giocatori che lasciano il segno, danno la buona impressione di essere atleti validi, come tanti di quelli che sono in partenza, e poi si sciolgono chissà perché. Angelo, tu per domenica Dini o Farroni? Ma io personalmente non vedo la motivazione di far giocare Dini in questo momento con Farroni così in forma. Mi aspetto di tutto, per cui non la logica dice Farroni. La logica dice Farroni. La logica dice sicuramente Farroni. Cioè, non puoi levare un portiere che ha fatto una partita come quella. Cioè, però, ripeto, mi aspetto sempre di tutto e di più, per cui può succedere qualsiasi cosa. Perché Farroni è stato preso probabilmente come portiere di riserva, però è davvero assurdo che non venga è stato preso in un momento di assoluta emergenza, perché Betters si è infortunato, certo. Adamonis era già con un piede e mezzo fuori da Catania, quindi è stata un'emergenza. Però insomma sta rispondendo adeguatamente. Posso chiedere, a proposito di logica, fare una domanda? Dopo la pubblicità. Però devo essere è l'ultima sosta. No, tu però hai dei preconcetti nei confronti. Ma scusa, perché non è possibile. Ogni volta che lui respira tu lo ma viene dalla tua scuola, Angelo, di che parli? Viene dalla tua scuola. No, non lo posso fare. Siamo 2 minuti oltre e quindi ci dobbiamo fermare. Dopo riprendiamo da te, così fai la domanda. Mi astengo. No, fai la domanda. A dopo, restate con noi. Allora, siamo nell'ultimo segmento di Corner, ripartiamo, Alessandro, intanto da alcune grafiche. Cioè, quindi pur di non farmi parlare. Ho detto che non la volevi fare. Poi aspetta lui, quando abbiamo i secondi contati. Scusa, tu mi hai detto che non volevi più parlare. Non ci hai fatto commentare le pagelle. Commentiamo le pagelle, dai. Torniamo sulle pagelle, la regia. Ci date per piacere le pagelle? Il campetto. Il campetto. Non parliamo di campetto, se no penso al cibolino. Esatto, benissimo. Le pagelle, ecco. Volevo fare una domanda. Scusa, prima volevi commentare, ora vuoi fare una domanda. Voglio guardare le pagelle e guardando i voti che condivido di Alessandro Vagasini, tutti condividi tutti i voti. In alcuni casi è stato un po' generoso, ma ci sta. Con chi? Chiedo. Con chi? Secondo me un po' di generosità c'è stata lì davanti. Stoppa probabilmente la partita di ieri non è stato così determinante, quindi quel mezzo punto in più. Allora Anastasio doveva essere meno di 5. Anastasio doveva probabilmente essere meno di 5. Però mi chiedo qual è il senso di un ritiro che è durato 4 giorni, se poi i risultati sono stati questi, e soprattutto qual è il senso. Ritiro peraltro finito, cioè da domani la squadra. Ci sto arrivando. Sì. E qual è il senso del ritiro finito? Cioè, se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, e allora questo ritiro ha fruttato probabilmente un avanzamento della qualità, della concentrazione, della conoscenza, dell'appeal tra i giocatori, e allora è un ritiro che deve proseguire. O altrimenti diciamo che è un ritiro che non è servito a nulla e quindi che è stato così un momento di eroico furore, che però adesso, come tutte le cose che si accendono e si spengono facilmente, lo blocchiamo. Direttore, No, non è questo, ma se qua ci siamo posti il problema di andarci a allenare al Cibalino nel tentativo di risparmiare evidentemente per non affittare un campo, tu lo sai quanto costa un ritiro con 20-25 persone, diciamo che sono ritiro, costa un bel po' di soldi, quindi ok. Bene. Mi soddisfa la risposta. Ti soddisfa la risposta? Assolutamente. Possiamo vedere adesso il calendario? Assolutamente. Vediamo il calendario con Giulia. Con Giulia.
Vediamo appunto il calendario del Catania per le prossime partite. Il Catania gioca domenica 26 gennaio ore 12:30 contro il Giuliano, domenica 2 febbraio ore 15 Audace Cerignola a Catania, domenica 9 febbraio ore 15 Monopoli Catania e domenica 16 febbraio ore 17:30 Catania Casertana. Audace Cerignola Catania sarà, lo dice il nostro vice direttore, dai. No, dici tu, dai. Sarà un altro regalo che Telecolor farà ai telespettatori, farà ai tifosi, sperando che sia una partita che comunque ci regali più emozioni rispetto a quelle che abbiamo vissuto nelle ultime 2 settimane. Insomma, sperando che il Catania non perda, per dirlo così. Ogni tanto speriamo che invece cambi il trend e magari trovi... Col Cerignola. Ma tutte le partite, non è una scienza esatta. Le partite più complicate sono quelle dove i giocatori, se hanno quegli attributi tanto richiesti da più parti, lo devono dimostrare. Diciamo che il Catania non è molto fortunato perché becca sempre le squadre nel momento migliore. È vero. Perché per esempio la Juventus Next Gen bastava incontrarla un mese prima, cioè sarebbe stata un'altra partita. Ora la Juventus Next Gen è un problema e ne sa qualcosa anche lo stesso Monopoli. Assolutamente. Andiamo invece al prossimo avversario. Come no? Vediamolo insieme. Scopriamo i numeri del Giuliano. Esatto, è proprio il Giuliano, con 23 partite giocate, 9 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte, 26 gol fatti e 31 sono i gol subiti. Nel girone di andata il Giuliano ha visto la vittoria per 3-2 sul Catania. Vediamo anche il rendimento esterno, che sono 12 le partite giocate con 5 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 12 gol fatti e 14 subiti. I migliori marcatori sono 5 gol Baldé, Niambé 4 gol, De Rosa 3 gol e Giorgione sempre con 3 gol. E questo Giuliano Catania fu proprio la partita che fece capire che purtroppo l'avvenire del Catania non sarebbe stato roseo, perché da lì cominciarono tutta una serie di problematiche. Intanto l'infortunio di Beters, se ti ricordi la scarpata di Padula. Il numero di gol subiti, perché il Catania veniva da un momento in cui aveva una delle migliori difese del campionato, se non la migliore. Un gol solo, aveva subito un gol a Biella contro la Juventus. Da lì fu una tragedia. E tra l'altro prese dei gol balordi, sì, infatti. Ci fu l'esordio da Damonis e prese un paio di gol, insomma, strani, più che discutibili. Sul suo palo, uno sul suo palo in particolare, ricordo che... Tanta roba quella partita, ce la ricordiamo benissimo. Comunque Giuliano che perde per la trasferta di Catania 2 titolari, il terzino sinistro Ievale e il regista Celeghin, che sono stati uno espulso e l'altro ammonito, era in diffida, cioè Celeghin, quindi salteranno entrambi la trasferta di Catania. Casa Catania come siamo messi? Da un punto di vista di effettivi abbiamo visto già Sturaro in panchina ieri, diciamo tra gli indisponibili c'è Luperini, Beters e Di Gennaro, anche se Di Gennaro sta anticipando i tempi del rientro in squadra, già da fine gennaio potrebbe tornare in gruppo, quindi un po' prima rispetto a quello che era stato, le previsioni. Sì, la prima stima dello stop per gli infortuni. La novità di ieri è stata la panchina del Catania. Non sono stati i titolari perché ormai sono quelli e sono quelli gli uomini di cui ha più fiducia Toscano, ma la panchina c'era Allegra, Forti, Corallo, Privitera, Ortoli, e quindi dalle parole ai fatti è una squadra, un allenatore che sta guardando anche oltre quello che è la disponibilità e la resa di quei giocatori. Anche perché sennò giocava lui. Esatto, probabilmente sì. Vogliamo sentire ancora un paio di messaggi? Sì. La simpatia del poker di questo studio mi tiene davanti al teleschermo, non dimenticando la simpatia di Giulia. Grazie Forza Telecolor, buonasera Francesco, grazie da tutti noi. Poi capisci che è una stagione storta anche quando il direttore Michele difende Patanè, non c'è più religione. Questa è la più bella di tutte. Questa è la più bella di tutte. Buonasera, troppo pessimismo. Abbiamo fiducia che tutto può succedere per i playoff. Io ci credo. Vincenzo Catania 72, Forza Catania. Un altro, Michele che difende Patanè, incredibile. Grande Michele, comprati il Catania e portaci in Champions, da Anna. Beh, con la buona uscita che ha preso l'anno scorso il direttore potrebbe comprare, sì. Secondo me anche questo è altro, sì, no, ma sicuramente no, ma secondo me lui è più interessato a Torre del Grifo, che potrebbe essere il suo prossimo obiettivo. Guarda, a me Torre del Grifo non piaceva quando funzionava, perciò figurati adesso. Lo ricordo perfettamente.
ultimi 2 messaggi. Buonasera a tutti. Diciamo sempre ora ci riprendiamo, ora ci rifaremo, ma alla fine per l'ennesima volta abbiamo buttato un'altra stagione. Quanti anni ancora in Lega Pro? Si chiede Luca da Librino. Io penso che la stagione si possa raddrizzare senza guardare in alto alla classifica. Lo si possa fare se mettiamo finalmente le basi ad avere un progetto certo e sicuro e degli investimenti a brevissimo che riguardano l'impiantistica e che riguardano la struttura di questa società, perché altrimenti probabilmente possiamo essere bravi ad ipotizzare, ma se non mettiamo in pratica quantomeno in fretta le cose basilari. Toscano ha detto desiderei i giocatori subito e ancora siamo qui, d'accordo, perché il mercato di gennaio è complicato e lo stiamo facendo senza Faggiano e probabilmente lo sta facendo Pastore, non lo sta facendo Faggiano, ma su emergenze così chiare allo stesso vicepresidente di questa squadra che riguardano Alessandro Vagliasini ci ha fatto un anno di stagione parlando del direttore sportivo, ma mi permettete che io vi faccio un paio di puntate fin tanto che non so che questa squadra ha individuato un terreno di gioco dove può allenarsi dignitosamente come farebbe l'ultima in classifica delle squadre professionistiche di questo girone Serie C. No, peraltro Angelo, a tal proposito è passato prima un messaggio il nostro telespettatore che chiedeva se l'impianto di Pedara fosse o meno preso in considerazione. Sì, è uno di quelli. È tra quelli valutati. L'ultimo messaggio e chiudiamo. Concludo con questo messaggio da Sergio. Vedendo quest'anno giocare il Catania ho capito cosa significa déjà vu. E con questo concludo. Grazie allora Giulia, grazie anche ai cugini. Grazie a te Giulia, grazie ai cugini, buonasera. Ciao. Buenos Aires a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo con voi. Devo ringraziare Angelo Micale che è stato con noi questa sera. Buonasera a voi, grazie. È stato un piacere ritrovarti qui. Alessandro, buonasera a te. A voi, alla prossima. Micale è ringiovanito, la cosa c'è quello che tu... Vabbè, siamo fuori. Vabbè, d'accordo, basta. Ci ritroviamo noi però, dobbiamo ricordare gli appuntamenti. Venerdì c'è preview, poi domenica a un orario particolarissimo e insolito, a mezzogiorno. Cominciamo con diretta stadio perché il Catania gioca a mezzogiorno e mezzo. Lunedì è stata l'ultima partita che abbiamo fatto. C'era Micale, era il 1900 e qualcosa. Un po' di tempo il secolo precedente. Esatto, il 1900. E poi ancora dobbiamo dire che lunedì torniamo con anteprima corner e poi corner. Ora, subito, fra pochissimo c'è la differita integrale della partita di ieri, cioè quella giocata dal Catania e ahimè pareggiata con il Picerno. Vi potete allontanare un'oretta, poi restate con noi, seguite il commento di Marco Carli e Carlo Breve. A tutti la buonanotte e grazie a chi ha lavorato con noi in regia e per tanta pazienza che hanno avuto. Buonanotte.